Chi è Oscar Farinetti? Intanto utopia, come sicuramente saprete, tutti pensino che arrivi dal termine greco outopus, cioè non luogo, in realtà deriva da eutopus, cioè dal luogo bellissimo. Senza utopie non si va da nessuna parte. Chi non ha utopie non combina niente nella vita. Cosa serve l'utopia? Serve ad allungare lo sguardo, serve a non darsi un limite ben preciso e comunque arrivi sempre più avanti del limite che ti daresti. Io sono il figlio di un comandante partigiano della Matteotti, che è di Barbaresco, mia mamma di Barolo, e quindi non potevo che nella vita Essere appassionato di vini, credo, perché alla fine era scritto, ma vede, dirsi, tutti noi diciamo chi siamo. In realtà, mai come in questo momento, occorre che ci ricordiamo tutti che nessuno di noi decide quando nascere, dove nascere, da che famiglia nascere. Non decidiamo chi sarà, chi è nostro padre, nostra madre. Non decidiamo se saremo vegetali, animali oppure umani. Non decidiamo il sesso. Non decidiamo l'orientamento sessuale. Non decidiamo quando moriremo. Sostanzialmente decidiamo un tubo della nostra vita, ma ce ne dimentichiamo e prendiamo delle posizioni di privilegio perché magari siamo nati in un posto, siamo nati in un altro. Per esempio, se io fossi nato 1,5 milioni di anni fa, avrei voluto nascere nell'Africa centro-orientale, dove tra l'Uganda e il Kenya e l'Etiopia, dove è nato il fuoco. La più grande invenzione dell'umanità. Ognuno di noi è più o meno fortunato secondo se nasce in un momento di una grande invenzione dell'umanità. Quindi 1,5 milioni di anni fa avrei voluto nascere in Africa. Se fossi nato 15.000 anni fa sarei stato fortunato se nascevo ai confini tra l'Iraq, l'Iran e la Siria. Oggi sarebbe una bella sfiga. Allora è nata l'agricoltura, è il momento della massima invenzione. Se fossi nato 550 anni fa avrei voluto nascere a Firenze. Se fossi nato 800 e qualche anni fa avrei voluto nascere a Bologna e iscrivermi alla prima università. Insomma, il tema fondamentale è che ognuno di noi deve smettere di dire chi è, perché tanto non lo decidiamo noi chi siamo. Dopodiché qualcosa nella vita possiamo deciderlo. E la prima decisione che dobbiamo prendere, secondo me, è quella di avere più dubbi che certezze. Questa è una decisione immensa, è una decisione che ci fa vivere meglio. La seconda decisione che dobbiamo prendere è grazie al fatto dei dubbi, di copiare, che secondo me è il gesto più furbo e onesto allo stesso tempo. Chi copia va avanti, chi non copia è un pirla che è convinto di sapere tutto lui, perché per copiare implica che dobbiamo pensare che esistono delle persone che hanno più talento di noi, implica essere umili, implica ascoltare. Io per esempio suggerisco dovunque vado in Italia di venire a copiare in Romagna, ma vi cito proprio sempre. La scorsa settimana ero in Sicilia e a Taormina gli dicevo: ragazzi, voi fate 5,5 milioni di turisti stranieri in 1428 km di costa, siete il posto più bello del mondo, non vi è dubbio, Magna Grecia. Non vi è nessun posto nel mondo più bello della Sicilia. Non è una questione di opinioni, è proprio così. Ogni valle è un continente, il mare più bello, non c'è niente. A novembre sei in vacanza sotto un teatro greco in maniche di camicia, cioè una roba incredibile. E qui voi ne fate 22 di turisti stranieri. Ho detto in 21 km, ho detto andate in Romagna, copiate i romagnoli, è facile. Mi chiedevano il progetto per il turismo in Sicilia: andate a copiare dai romagnoli e andate a copiare dai romagnoli anche però che si svegliano alle 6:30 del mattino, vanno a dormire tardi ma poi si svegliano presto, e andate a copiare dai
romagnoli questo contrasto apparente che hanno, gente di fatica e da goduria. È una roba strana, ma se voi riflettete, i popoli, le cose più belle al mondo, i fuoriclasse, hanno tutte questa caratteristica, sanno mettere insieme valori positivi che più appaiono contrastanti. Persone che sono per esempio informali e autorevoli nello stesso tempo. L'obiettivo di Italy era creare una roba così. Voi romagnoli avete questa caratteristica, gente che si fa un culo così, si rimbocca le maniche, fa fatica, e normalmente le persone di fatica sono un po' tristi, e nello stesso tempo siete di uno spensierato pazzesco. Ve la godete? Ed è una roba molto interessante da diffondere. E l'altra cosa da copiare, e poi il vostro Presidente ve l'ha detto bene prima, il grande tema della fiducia, che è il tema di questi discorsi positivi, che non sono buttati là, che non sono discorsi così, tanto per farsi vedere, che sono l'unico motore, perché l'economia, vista in senso positivo, che è la felicità, perché l'economia per far diventare solo i ricchi più ricchi e poi i più poveri non è economia, è quella, è la schifezza, ed è la parte per esempio brutta oggi degli Stati Uniti d'America. Nel 2008 ha ricominciato questo fenomeno di concentrazione di ricchezza pazzesco, per cui, come dice Philip Kotler, se noi calcoliamo il reddito mediano dobbiamo ragionare sui numeri mediani, non più sui numeri medi, perché i numeri medi sono inquinati dai ricchissimi e dai poverissimi. Quindi se togli i primi 100 ricchi e togli gli ultimi milioni di poveri, il reddito mediano, gli Stati Uniti sono all'8º posto del mondo, noi gli italiani siamo quinto, molto più ricchi di loro. Se poi calcolassimo questo pezzo d'Italia da voi in su, siamo i più ricchi, siamo i primi al mondo, non è sul doppio. Noi prendiamo Emilia Romagna, Veneto, lo sapete, invece meno male che per l'Italia del Sud, meno male che è così bella, e lì ci faremo il nostro futuro. Quindi non so dirti chi sono uno che ha avuto un colpo di culo pazzesco, di nascere ad Alba, figlio di comandante partigiano, di Barbaresco, mia mamma di Barolo, e quindi mi sono sentito in dovere di dedicare un pezzo della mia vita a farmelo perdonare un po' sto culo pazzesco che ho avuto. Allora io ti faccio invece la seconda domanda a proposito dei colpi di fortuna. Fortuna, 1 euro, questo supermercato di elettrodomestici. Dei grandi romagnoli, hai dimenticato di dire che oggi il padrone di 1 euro è là, si chiama Giuseppe Silvestrini, cioè la 1 euro è diventata romagnola. Ma non è un caso, probabilmente non è un caso, perché sai, il caso esiste ma il caso va anche pilotato, quindi 1 euro. Poi dagli elettrodomestici improvvisamente una passione, una idea, una utopia. Nel 2007 ovviamente a Torino, al Lingotto, nasce Italy. Cos'è? Tu l'hai definito in 1000 modi, l'hanno definito in 100.000 modi, dal supermercato di qualità, dal mangiar bene non è un lusso e qui ve lo possiamo dimostrare, però forse quello che si addice di più è un mercato. Cos'è Italy? Oppure come supermercato al posto della U metti una A e lo chiami sapermercato, che va bene anche. Italy non è altro che la celebrazione della biodiversità italiana. I progetti nascono sempre dall'analisi. Ogni progetto ha 2 fasi, l'analisi e la costruzione progettuale. Facile. Quello che non devi mai sbagliare è l'analisi. Molti lo giudicano meno importante, dedicano poco tempo all'analisi e passano un sacco di tempo sul progetto. Se fai l'analisi sbagliata, vai nella direzione opposta, sei fottuto. Se fai l'analisi giusta, poi fai la costruzione progettuale, se la sbagli non è un problema, torni indietro, la rifai finché funziona. L'analisi. Io ho cominciato a ragionare sul nostro paese e ho cominciato a ragionare su questo tema proprio della fortuna di essere nati qua. Il nostro paese è 0,20% della superficie della terra, delle terre emerse, se no lo 0,05% del mondo, proprio un puntino. 0,83% degli abitanti, un altro puntino.
2,5% del PIL. Sul PIL cominciamo a contare qualcosa.